Assessora Benciolini, la segnalazione di una telespettatrice che lamentava l'erbaccia alta e un po' di incuria nel cimitero di Altichiero, la rassicuriamo. Sì, beh, intanto ringraziamo per la segnalazione perché le segnalazioni sono sempre preziose. E rassicuro dicendo che c'è un programma di sfalci che prevede circa ogni 3 settimane il passaggio di tutti gli sfalci e in questo momento la ditta che ha l'appalto sta proprio lavorando sui cimiteri. Tra l'altro il cimitero di Altichiero è stato interessato i giorni scorsi alla messa a posto, diciamo, delle siepi e oggi dovrebbe avvenire anche lo sfalcio. Quindi diciamo che questa cioè è tutto presidiato, ovviamente in mezzo l'erba cresce, quindi si ha questa sensazione in alcune giornate subito prima degli sfalci che ci sia un po' di incuria. Ecco, ci tengo a ricordare che anche tutta l'operazione dell'inghiaiatura dei cimiteri è proprio servita a fare in modo che il più possibile ci fosse un decoro permanente e che non fossero le erbacce a essere dominanti all'interno soprattutto degli spazi tra le tombe e che comunque continuiamo a presidiare questa attenzione e questa cura. Dopodiché è chiaro che soprattutto in questi periodi con tanto caldo l'erba cresce però appunto gli sfalci sono previsti e oggi anche quello di Altichiero insieme agli altri 16 cimiteri è presidiato.